Sappada passa al Friuli Venezia Giulia, voto a larga maggioranza della Camera, ha completato un iter lungo 10 anni. Un passaggio storico salutato con soddisfazione dalla politica regionale, il sindaco si aspetta investimenti sul turismo. Buonasera dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia della TGR, in apertura dunque il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Oggi la Camera dei Deputati che ha approvato a larga maggioranza il provvedimento. Il servizio di Paolo Roncoletta. 257 favorevoli, 20 contrari, la Camera approva. La votazione è avvenuta alle 13.53 dopo quasi 4 ore di dibattito, contando anche i deputati astenuti 70. La maggioranza dei sì è schiacciante. Il primo scoglio è superato in mattinata, ovvero la richiesta di sospendere l'esame del disegno di legge. 96 a favore, 280 contrari. L'iter non si ferma. Una maggioranza trasversale che tocca tutti i partiti rimane favorevole a Sappada in Friuli Venezia Giulia. Una coalizione trasversale anche per i contrari, soprattutto deputati veneti che temono l'effetto valanga di altri comuni in uscita. Per Federica della Lega Nord il passaggio di Sappada in Friuli Venezia Giulia e la richiesta da parte del Veneto di maggiore autonomia vanno di pari passo. Il Veneto ha deciso, Sappada ha deciso, noi stiamo dalla parte della gente, qualcun altro sta dalla parte dei palazzi. I deputati Gigli, Democrazia Solidale e Pellegrino, Sinistra Italiana SEL, sottolineano le ragioni storiche di questo passaggio alla regione Friuli Venezia Giulia. Contrariamente a quanto insinuato, non hanno prevalso le ragioni di ordine economico legate all'autonomia speciale friulana, ma piuttosto quelle di ordine linguistico, di ordine orografico, di ordine religioso. Si tratta quindi, al netto di inutili campanilismi, che in questo caso sono davvero incredibilmente espliciti e hanno messo d'accordo tutti i deputati del Veneto, di una realtà che è assai più vicina e simile alla realtà friulana piuttosto che a quella veneta. Coppola per il PD evidenzia anche il significato politico del voto della Camera. Va veramente detto grazie innanzitutto alla senatrice Isabella De Monte, che era la prima firmataria del provvedimento. Nel 2013 ha iniziato la discussione e assolutamente va dato atto a Ettore Rosato che con determinazione ha voluto portare avanti il procedimento fino alla fine. La legge entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione, ma per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia sono necessari atti ricognitivi da parte della Regione, una legge ad hoc, e dello Stato, atti amministrativi per la modifica della giurisdizione. L'iter richiederà dunque alcuni mesi, compresi i tempi della pubblicazione, ma all'orizzonte si profila un ricorso alla Corte Costituzionale perché il passaggio ad una regione autonoma è avvenuto con legge ordinaria e non con legge avente rango costituzionale. Grande gioia a Sappada per la chiusura di un iter decennale in regione, improntati alla soddisfazione i commenti politici, mentre in Veneto c'è rammarico. Sentiamo il servizio di Rita Miccoli e Roberto Bonaldi. Esplode la gioia di Sappada qualche minuto prima delle 14 di un giorno che resterà nella storia del comune cadorino, quello del sì definitivo al trasferimento dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Anche se chi lo anelava preferisce ricordare che si tratta di un ritorno. Caroselli di auto, clacson, bandiere sventolate. I sappadini lo avevano chiesto quasi 10 anni fa con un referendum. Tornare al Friuli, ricucire il legame storico strappato nel 1852. Il voto di oggi è un atto di giustizia reso alla comunità di Sappada, le parole della presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Abbiamo investito molto sulla montagna, sui nostri poli sciistici, faremo altrettanto per quanto riguarda Sappada, con cui la collaborazione è già forte. Ricordo che c'è anche un piano con Fornia Voltri, ma anche con tutta la Carnia, e credo anche che sarà il modo migliore per affrontare questo nuovo ingresso. Ovviamente siamo consapevoli che al di là del grande onore che questo ingresso ci fa, ci sono degli oneri sui quali dobbiamo ovviamente fare la nostra parte. Da Venezia il governatore Luca Zaia parla di amputazione ad hoc che non riconosce l'istanza dell'autonomia veneta come una questione cruciale. Vincono la democrazia, i cittadini e la buona politica, dice l'europarlamentare PD Isabella De Monte, prima firmataria da senatrice della proposta di legge. Un iter lungo, momenti di euforia alternati a momenti di sconforto, ricorda il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob. Va dato atto al Parlamento di aver rispettato la volontà popolare. Bentornata in Friuli, saluta Sappada il presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini. Forza Italia del Friuli Venezia Giulia saluta con soddisfazione il ritorno di Sappada alla sua patria naturale, il Friuli, dice il capogruppo azzurro in consiglio Riccardo Riccardi. Si conclude un iter che riconosce legami storici, culturali, linguistici della comunità con le sue radici friulane. E ora si attendono gli effetti pratici del passaggio al Friuli Venezia Giulia. Alessandra Zigaina ha sentito il sindaco di Sappada, Pillerhofer. Sentiamo.
come amministrazione prendiamo atto che dopo 10 anni questa famosa risposta che più volte è stata chiesta è arrivata. Diciamo che personalmente ero un po' scettico che si arrivasse a questo risultato, nel senso che guardando il caso Sappada in maniera più ampia pensavo ci trovassero delle soluzioni alternative. Comunque questo è quello che è l'esito dell'Aula, e da qui ripartiamo per questa nuova avventura, perché penso che sia un salto un po' così nel buio la riorganizzazione, e cercheremo anche noi di capire cosa succede da adesso in poi. Che cosa vi aspettate da questo passaggio? È chiaro che Sappada come paese turistico ha voglia di crescere, e auspichiamo che anche questo passaggio e questa anche attenzione che ha dimostrato Friuli Venezia Giulia in tutta questa vicenda ci possa supportare ed aiutare. Quando si parla di turismo si parla un po' di tutto, quindi si parla delle infrastrutture, si parla degli alberghi, sono tanti gli aspetti che vengono ovviamente interessati e coinvolti. È chiaro che viviamo di turismo e quella è la nostra priorità. ...257 favorevoli, 20 contrari, la Camera approva. Sappada che si stacca dal Veneto per il Friuli Venezia Giulia è legge, ed è la prima volta nella storia d'Italia che un comune passa ad una regione a statuto speciale, dalla capitale alla terra di confine, dove il sindaco Manuel Pillerhofer il municipio raccoglie e commenta. Diciamo che il caso Sappada rientra sicuramente in una problematica un po' più ampia che riguarda la provincia di Belluno, lo dimostrano i vari referendum. Ho in questi anni, comunque quando sono stato al tavolo delle trattative con i vari onorevoli senatori, ho sempre detto che comunque non bisognava sottovalutare il caso generale, proposte alternative non sono state messe sul piatto, e quindi oggi prendiamo atto del voto del Parlamento. Qui vanno con i piedi di piombo, ci sono voluti 10 anni e manca la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per rendere efficace il provvedimento, ricorda il sindaco. Un percorso tutto da costruire anche dopo, perché Sappada è il precedente legislativo, un successo per i promotori del referendum del 2008, una perdita per il presidente del Veneto Luca Zaia, che polemizza con Roma. Si pensa che la cura, che sarebbe l'autonomia, dice, si possa sostituire con amputazioni ad hoc. I parlamentari di PD e Forza Italia soprattutto, spaccati al loro interno, hanno tentato fino all'ultimo di convincere l'Aula a non votare. È stato chiesto perfino il voto segreto, invano. Sono le 13:53, mercoledì 22 novembre 2017. Sappada friulana festeggia, braccia aperte delle genti della vicina Carnia. Sindaco, il vostro saluto d'ora in poi mandi? Diciamo, ognuno sceglierà se parlo in sappadino, in friulano, in italiano. Dai.